Eccoci qua, mister. Oggi una sconfitta che forse dopo il gol iniziale del secondo tempo non vi aspettavate, però abbiamo visto un grande Portogruaro che ha molto pressato e forse questo è stata l'arma vincente della partita che voi avete un po' accusato, almeno questo è sembrato dagli spalti. Che lettura dà lei alla partita? Noi siamo venuti qua rispettosi del Portogallo, per cui adesso non so se questa è stata la loro miglior partita. Noi sapevamo di incontrare una squadra che sa quello che vuole fare in campo e credo che nei primi 45 minuti la partita l'abbiamo fatta come volevamo, anche se qualcosina abbiamo concesso in termini di situazioni ma anche di possesso palla. Però noi siamo venuti qua con rispetto, aspettando anche l'occasione giusta. Le volte in cui ci proponevamo vicino alla loro porta, io credo che abbiamo dimostrato che potevamo creare dei problemi anche nel primo tempo e li abbiamo sorpresi quando siamo usciti. Non pensavamo che fosse vinta la partita o fosse chiusa la partita, per cui non c'è stato nessun atto di presunzione e loro sono stati bravi in 10 minuti abbiamo preso gol troppo presto, sono stati bravi e stranamente noi ci siamo distratti soprattutto dopo il vantaggio, perché noi il primo tempo in area della Bianca abbiamo concesso niente e stranamente dopo essere andati in vantaggio noi ci siamo distratti un po' su questa situazione qua, perché chiaramente lui negli ultimi 10 metri è un giocatore che è immarcabile e soprattutto se gli dai un metro ti può far male. C'ha qualche episodio da recriminare? L'arbitraggio secondo lei è stato regolare? Io sono solo contento perché è stata una bella partita dal mio punto di vista. Credo che tutto quello che avete qua in ogni caso è tanta roba e per cui sia un forte aiuto anche un carico di adrenalina anche per i ragazzi che giocano qua. Per cui è un passaggio questo qua, è diventata una squadra forte, la più brava e credo che siamo più vicini di quello che può dire il risultato dal mio punto di vista, però oggi è giusto dar merito a chi ha vinto. Sì, per chiudere, alla vigilia si diceva, almeno qua a Portogruaro, che la squadra che perdeva non vedeva compromesso il suo cammino verso l'obiettivo finale, perché insomma c'è ancora tutto il girone di ritorno, al di là che è ancora da finire questo di andata, perciò voi i vostri obiettivi rimangono tali quali di prima? Noi siamo dove volevamo essere, nel senso a ridosso dei più bravi e è chiaro che credo che il Portogruaro sbaglierà poco, per cui è evidente che andare a 4 punti è già un buon vantaggio per questa squadra qua che ho visto oggi, però siamo alla 13ª. Sei ottimista insomma? Ma bisogna esserlo, sì. Bene, grazie mister. Grazie.